Altra bellissima corsa, quella proposta dal programma di questa sera qui all'Ippodromo di Cesena, la quarta corsa, il premio Germano Bandini, un'altra bella dotazione di 8.800 euro per cavalli di 3 anni stavolta, che hanno vinto da 5 a 15.000 euro in carriera. Corsa sul miglio, andiamo a leggere il campo dei partenti, sono in 9, in 9 sono rimasti il numero 1 Eilish Queen, Pietro Gubellini, 2 Indiana Jones, Treb, Roberto Vecchione, 3 Instinct Griff, Francesco Facci, 4 Isabella Jet, Andrea Farolfi, 5 Iceberg ST, Marco Stefani, 6 Igor PDL, Carmine Piscoglio. Nella seconda fila troviamo il numero 7 Italo Babba con Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, l'8 Inguara ASM Filippo Monti e il 9 è il bel René Indal con Giuseppe De Filippis. La macchina accelera, chiude le ali e quindi si parte. È di galoppo ed è questa la prima notizia della cosa. Eilish Queen è di galoppo, quindi va davanti Instinct Griff, da destra partita fortissimo Igor PDL, ma sbotta di galoppo e quindi rimane davanti a tutti Instinct Griff con Francesco numero 6 Facci. Igor PDL In seconda squalificato. posizione si è inserito Indiana Numero Jones, 1 Treb. Eilish Queen È squalificato. squalificata, 14-8 il primo parziale e dal fondo prova subito a muovere i passi per avanzare il prima possibile Iceberg ST, che ovviamente adesso diventa il controfavorito una volta che Instinct Griff si è messo in prima posizione. Quindi abbiamo un 36 dei primi 400 metri e davanti a tutti Francesco Facci ora decide cosa si fa, quanto forte si potrà andare nel proseguo della corsa. Siamo nella seconda piegata, Iceberg ST si è messo a fianco di Indiana Jones Treb che alla corda segue il leader e poi abbiamo altre pariglie. La terza è formata da Andrea Farolfi con Isabella Jet, con la sua destra il bel René Indal. Chiudono il gruppo il numero 8 e il numero 7, quindi Guara SM e Italo Baba. 800 metri in 1, 1 e 9 e si entra nella penultima piegata. La situazione è rimasta assolutamente uguale a quella che abbiamo raccontata nella curva precedente. Andiamo verso il chilometro, è evidente l'accelerazione, la curva è in 14,7, 1,16,6 è la media chilometrica e ora incomincia a fare sul serio Marco Stefani che comanda a maggior impegno. Iceberg ST risponde Francesco Facci con Instinct Griff e si assiste a un 13,7 della retta delle scuderie. Aria incandescente intorno a quelli che sono lì davanti a tutti Instinct Griff. Attenzione che c'è anche Indiana Jones Treb che segue a fari spenti e poi abbiamo sempre a destra Iceberg ST. Sono questi tre cavalli che si contendono la vittoria. 14,6 per la curva, Francesco Facci è in controllo, Instinct Griff si avvicina al palo e ora arriva, vince Instinct Griff. Al secondo posto il numero 2 di Indiana Jones Treb. E poi abbiamo il numero 4, credo, di Isabella Jet per la terza moneta, 1,14,5, il totale 2,3,7, il tempo percorso per questi 1660 metri, 3, 2, 4, 8, 9, sono i primi 5 di questa corsa che, ripetiamo ancora, è stata vinta con merito da Instinct Griff, Francesco Facci per Eric Bondo che ha portato alla vittoria questa cavalla figlia di Vivid Wise AS e Winback Noel che appunto Francesco Facci ha perfettamente interpretato fin dal via.